A Mareta, una frazione di Racines, vicino Vipiteno, sorge un castello dalle origini oscure. Dopo il 1200, al posto del castello, si trovava una torre difensiva, che i conti del Tirolo acquisirono nel 1242 e diedero a Rodulfus Lupus come feudo. Da Lupus, Wolf, deriva anche il nome del castello, meglio conosciuto oggi come Castel Wolfsturn. Nel 1574 la proprietà passò alla famiglia Grebmer e circa 200 anni dopo alla famiglia Sternbach di Brunico, alla quale il castello appartiene ancora oggi. Tra il 1727 e il 1741, Franz Andreas von Sternbach ha trasformato il castello nell'unico in stile barocco dell'intero Tirolo. Il castello possiede ben 365 finestre, 52 porte, 12 camini e 4 portali. Cosa vi ricordano questi numeri? Esattamente i giorni, le settimane, i mesi e le stagioni dell'anno solare. All'esterno l'edificio dall'intonaco brillante è caratterizzato da timpani triangolari e tetti curvi. La sua forma odierna risale al XVIII secolo. L'ala principale e la casa del cavaliere di fronte racchiudono un cortile interno con una fontana. A partire dal 1996, al primo piano del castello, è situato il Museo Provinciale della Caccia e della Pesca. Fornisce informazioni storiche e culturali sulla selvaggina, l'attività venatoria e la pesca. Il secondo piano invece è dedicato alla storia del castello stesso e della famiglia von Wolfsturn. Qui si possono visitare le sale di rappresentanza originali del XVIII e XIX secolo, che raccontano della vita aristocratica dell'epoca.